Desiree. Vabbè, abbiamo capito, questo è poi il tu mio dovresti nome. chiamare Desi Regina. Perché? Desiree maschio, scusa. Comunque, oggi la puntata di oggi è una puntata. Oggi, E fino a qua ci siamo. esatto, siamo nel periodo di carnevale. Sì? E tu ti sei vestita, da che cosa sei vestita? Normale sono vestita. E Da che cosa sono maschera è quella vestita? che Non hai? è una maschera, è la mia faccia. Vabbè, dai, è una maschera, tu sei più brutta sotto. Dai, lo so. Allora, camera centrale, siamo qua, camera mia siamo qua, camera di Desiree siamo qua. Hai fatto un recap delle telecamere, Esatto. adesso possiamo iniziare. Esatto. Allora, Ok. nel periodo di carnevale Ogni scherzo vale, certo. E chi si offende è un gran... Si dice così, chi si offende è un maiale. Bravo! E oggi noi parleremo del maiale. Tutto maiale, quindi Tutto maiale, oggi. perché carnevale ci dobbiamo un pochino, come diciamo tra di noi, insomma, mangiare pesante. va. Dai, E certo. allora, c'è una tradizione catanese che molti non conoscete, che è la pasta e cinque pertosa. Ah, è catanese questa la di pasta qua. con i Sì, cinque sì, buchi. Catania, a Palermo non esiste. Credo neanche in altre nazioni esiste. Va bene? Perché i cinque buchi? Che questa pasta dovrebbe esistere in tutta la Sicilia. Per quale motivo? Perché la Sicilia con l'estate è piena di buchi ovunque, per cui c'è cinque buchi. Dovremmo andare. Allora, cosa facciamo per prima Cosa cosa? facciamo? Prepariamo il ragù. Dai, quindi il ragù di maiale, insomma, leggero. Va bene? E andiamo a preparare il ragù di maiale. Per cui prendiamo un pentolain. Sì. Prendiamo questo pentolain. tegame. E accendiamo. E Facciamo il accendiamo. solito trito di sedano, cipolla e un po' di E un po' di carota. Carota, che questo ci attocca. Tu intanto mi metti un po' Di olio. di olio. Questo? Sì, brava. Senti, ma Sì, invece con brava. i peperoni che fai? Che c'è un profumo di Ora peperoni te lo qui, dico, pazzesco. i peperoni diventeranno come ti posso dire, li faremo diventare coriandoli, dai? Coriandoli. E faremo il maiale Mm? glassato un po' all'americana, mi segui? Sì. Poi lo serviamo con delle patate e dei coriandoli, e questa è la seconda ricetta. Ottimo, quindi prima ricetta cosa stiamo preparando? La pasta con i 5 buchi. I cinque buchi con il sugo di maiale. Con il sugo di maiale. Iniziamo da un trito di cipolla. soffrittino, dai. Voilà. Abbassiamo un attimino che ci vuole, poi andiamo a mettere the carrots, Carota. che sarebbe la carota. Noi mettiamo quello che ci serve per fare questo bel trito, ma voi a casa volete aumentare la cipolla, aumentate la cipolla, volete Va aumentare il bene, sedano, insomma, aumentate il stiamo facendo sedano. un soffritto classico. Facete quello che volete e facete tutto quanto. Fate quello va che bene? volete, ci sono E le non mi bustine, correggere quelle là. sempre, se dico Cosa? facete Si perché dice il latino facete, è si dice facere, fate. ma in latino non si dice facere. Se si dice facere, tu mi devi correggere sempre. E questo lo fai anche davanti ad altre persone, e questo la devi smettere. Scusa, ma io ti correggo per te, ti Certo, non sbagli aveva i fatto verbi mia e le madre, cose, non ti ma ci che mettere con mamma quella mia. che sente di comandare, che vuole comandare. Che si sente tutta esperta, Che si diceva. sente ma poi È con vero? quel nome chiama, a chi nome è, dice mia madre. Che cos'ha il mio nome, scusa? Bello, bello. Ma anche chiedi lei. Così mi chiamo. Così ti chiami Desiree. Allora, cominciamo con mettere le parti più grosse. Questi del cosa maiale. sono? Senti, bocconcini? Bocconcini di di maiale. La parte maiale. della coscia. La Allora, coscia, quindi anche la trito parte di questi di qua e mettiamo. E Esatto. dobbiamo creare la reazione di Maillard, Brava. famosissima, ragazzi. Nel frattempo la mia partner Dai. mi taglia questo a tocchetti. A tocchetti. Dai. Quindi per fare il ragù di maiale ci va tutta questa Deve cosa. essere un anzi, allora ci andrebbe pure la cotenna. Cioè non si fa solo col tritato Più di grosso, maiale? più grosso, No, più grosso, così? più grosso, non a fare una carbonara. Ah, così. Allora, tu lo sai perché non ci ho messo la cotenna? Perché? Te lo spiego. Perché non ce n'avevi. Brava! Me l'ho trovata, brava! Non c'era la cotenna, ma ci andrebbe pure la cotenna per renderlo un po' leggero. Vedi, bene? guarda. Aspetta, dobbiamo fare tre Aspetta, cotture e la diverse. salsiccia che devo fare? Devo Aspetta, aprire? No, senza maddio. A questo punto, come un gambero, vado a prendere du vin. Senti, ma questo quindi è la ricetta, diciamo, di un ragù di maiale che può servire per qualsiasi altra preparazione, no? In questo caso lo facciamo perché... Per la pasta ai 5 buchi. Va bene, facciamo così, ecco. Hai messo vino rosso. Alziamo ho il visto. volume.
e andiamo a mettere questo. Vedi, così bello, bello. Mettiamo questo e aumentiamo sempre. Nel frattempo che lui dà la prima reazione, faremo un altro piatto che non è Dai. nostro, ma è sorrentino. Sorrentino. Ed è la torta sorrentina di carnevale. Vabbè. La torta di carnevale sorrentina. Prima Sorrentina. dobbiamo andare a preparare la pasta brisée. Ah, Perché ci vuole ok. la pasta brisée. Mentre tu mescoli, io faccio vedere al nostro popolo come si fa la pasta. Scusami, brisée. la pasta brisée è quella sfoglia, la pasta sfoglia? No, se no l'avrei chiamata pasta sfoglia. Non E che pensi? qual è la pasta brisée? La pasta brisée più o meno si potrebbe contemplare come una sfoglia, ma non è sfogliata. E la vendono al supermercato così? Perché c'è pasta sfoglia, pasta frolla, pasta per pizza Camera centrale e pasta è brisée? una vergogna. Vabbè, pasta allora, brisée. Facci vedere come si Partiamo prepara. con la farina. Poi per quanto riguarda gli ingredienti li leggerete a fine puntata. A fine puntata Ma se c'è non tutta la arrivate a ricetta. leggerli perché magari il bambino piange, o mettete stop oppure ve ne andate su Sicilia Play dove ci sono tutte le puntate. C'è Mi tutta la raccomando. puntata. E mettiamo dello zucchero. Allora, quindi pasta brisée, cosa hai messo? Sale. Farina, zucchero, sale, olio di semi, sì, o sugna o burro, insomma quello che si vuole. quello Ho che messo l'olio di volete. semi per non ingrassarla dato che si mescola. E un uovo. Così, guarda, e voilà. Poi, quasi Poi. a fine impastamentamento, andiamo a mettere la vaniglia. Mentre questo sta cucinando, Sì. noi dobbiamo fare un'operazione adesso. Mentre dobbiamo quello fare? impasta. Mentre impasta, dammi un cucchiaio, Ah, mettiamo il andiamo concentrato. a mettere una bella dose di concentrato di pomodoro. Così, vedi? Bene, Ok. Questo lo posiamo e gli Sì. diamo una arriminè. arriminata. Così. Abbassiamo la fiamma perché a questo punto la dobbiamo abbassare. Sì. E che Facciamo metti? Metti perdere. l'acqua? No. Certo, certo. Quella? Ecco, no, qua la metto, guarda. Prendo questo contenitore. Metto dell'acqua. Quindi il ragù di E maiale cominciamo. addirittura con 3 tipi di carne. Cos'è Esatto, che abbiamo sì, messo? sempre maiale, però. Spezzatino di maiale. Abbiamo messo lo spezzatino, abbiamo messo i cosiddetti pettenicchi. Tinicchi Andiamo ad allungare con la salsa così. e la salsiccia la mettiamo Acqua dopo. giusto? all'ultimo, in ultimo perché è quella che ha una cottura più devo cottamentosa, fare? capito? Ecco, aspetta un attimo, ancora vedi che è molto denso e deve risultare proprio quasi Liquido. Perché deve risultare liquido? Perché adesso gli dobbiamo dare un'abbondante cottura, brava. Aumentiamo e appena c'è l'ebollimento dell'ebollizione noi andiamo ad aggiungere la salsiccia. Andiamo ad aggiungere la salsiccia, quindi ricordiamo com'è la puntata di oggi dedicata Sì. al maiale, giusto? Brava, Arriva brava. Carnevale, stiamo preparando la pasta, la famosa pasta catanese ai 5 buchi. Ok. E stiamo partendo dalla Abbiamo messo preparazione l'uovo, del abbiamo ragù, messo- Esatto. del ragù di maiale per la Brava. pasta. Vedi che sta ai cominciando 5 a bollere? buchi. Sta Appena incominciando comincia a bollere, a bollire, sì. ci cafolliamo dentro la salsiccia. La salsiccia. Così e così, guarda. La lasciamo, mi dai un coperchio? E qua? Sì, Questo com'è? O questo forse? questa è brava. Da premettere, hai visto che non ho messo sale? Ah, ecco, perché non hai messo Perché sale? siccome l'abbiamo allungato con l'acqua, poi questa salsa restringerà. Se andiamo a salare o la corriamo il rischio di trovarcela salata. Quindi la metti In la metti ultimo, dopo. quando la salsa è pronta, abbassiamo la temperatura proprio bassa e la lasciamo. E la facciamo riposare. cucinare. Quanto tempo Sì, cucina? riposare, Quanto tempo cucina? più o meno, capito? Dai. Dai, Un'oretta, un'ora. un'ora e mezza deve cucinare che stringe la salsa a Un'oretta. fuoco basso, mi A fuoco raccomando. basso. Ma non a terra, basso come Basso, livello. vabbè. basso. Ecco, qui abbiamo La pasta la brisée. brisée, che la fermè, guarda, prendiamo quella che c'è così perché poi la dobbiamo, ti parrà scherzo, lavorare a mano. Quindi la pasta brisée è una via di mezzo fra una cosa dolce e salata? No, Sì, no, perché? poi salata, No, questo è dolce. dolce. Il sale che ci va perché il sale l'ha messo, vedi? E adesso andiamo a lavorare
la pasta fino a ottenere un prodotto omogeneo, che lo sai che vuol dire omo? Perché si dice Perché si dice? Perché deriva dal latino omnibus, omnibubandum, omestibus, capito? Queste cose non le sai, ma neanche io. Secondo me te lo sei inventato, Io? posso dire? Sì. Io? Ma perché che hai a che fare con un ignorante? Ah, tu lo sai che stai parlando con un laureato. Non parlo di niente, non dico niente. Stai parlando con un laureato, io mi sono laureato nelle lauree quelle telematiche. E con quanto ti sei laureato? 8.500 euro. Scherzo. Ma che dai, voto sto è, scherzando. scusami? È un voto, 8.500 euro non un voto esiste. dispendioso, sai? È costato... vabbè. Va bene, scherziamo, dai. E adesso impastiamo. Ma lo sai che questa è uguale alla mia praticamente? Perché tu fai pure la pasta brisée? No, ti spiego. Cioè, praticamente è proprio così, solo che un po' più stretta e lunga e poi avvolta in un foglio di carta forno e di fuori poi c'è quella di plastica e c'è scritto proprio pasta brisée, così esattamente. Proprio uguale, ti giuro, veramente. Cioè, posso sarò credere? monotono quando dico che mia mamma torto non aveva, che mi diceva pure Dai. stai attenta perché è falsa, è falsa, ti dice che fa la pasta brisée non la fa, mia mamma me lo diceva questo, controlla la pasta brisée che fa lei. La compra, cioè, E veramente, allora, guarda. guarda, nel frattempo dobbiamo Perfetta, solo perfetta. stendere questa, Sì. la stendiamo, ma non perché è bagnata, si dice stendere. Il mattarello piccolo non c'è. Qua forse no. Non c'è. Vabbè, Ok, vediamo. allora, Ecco, quindi... la stendiamo così, vedi, dobbiamo stenderla Guarda, bene, ti sposto bene. questi. Sì, grazie. La stendiamo bene, dentro abbiamo Bene. detto che mettiamo coriandoli di peperoni? No. Molto lo faccio vedere. E allora, mentre lei allora? gioca, io già ho allargato Che ho fatto? Che devo la fare? famosa manovra. Tu lo sai come si chiama in gergo pasticcere questa manovra? Come si chiama in gergo? Tiracallon. Tiracallon. Non è proprio gergo pasticcere, però vabbè. Queste cose se sapessi chi me le suggerisce tu non ci crederesti. Chi te le suggerisce Me queste le cose? Suggere. Me Vabbè. le suggerisce la nostra Daniela. E allora andiamo Allora. a imburrare questa teglia così. Bene. Imburriamo che stiamo imburrando. Faccio io? Vuoi che faccio io? No. Aspetta, tu ora mi devi fare un'altra cosa, Dai. mentre io ne faccio un'altra. Allora, vado a mettere questa qua, guarda. Copriamo così e andiamo a mettere questa qui, guarda. La mettiamo E la così, distendiamo e la così sulla teglia, giusto? Adesso, siccome la torta prevede una copertura, Sì. mi dai uno spellucchino? Sì, questo è. Mi dai uno spellucchino? Facciamo un bel taglino in questo modino. Quindi tagliamo i bordi in Così. eccesso. Così, Giusto? così, brava, così. Questo lo andiamo a recuperare. Tu questa ne facciamo una palletta. E che faccio? E me la La devi stiro? allargare. Dai, bellissimo, fammi fare. Vabbè, aspetta che te la compongo un pochino. Ecco qua. E la andiamo ad allargare. Nel frattempo noi prepariamo il condimento del riempimento, riempitizzazione. 3 uova. Quindi che ci metti? 3 uova. 3 uova. 1 e voilà. 2 e voilà. Rotondo me lo devi fare, non te lo dimenticare. No, va bene. E voilà. 3 e voilà. E abbiamo fatto queste voilà. Visto quanti voilà abbiamo fatto? Prendi una forchetta che tu stai facendo finta di lavorare. Cioè, Dai, come ragazzi, sto domani, andando? dopo che vedete sta puntata, all'indomani dovete uscire con cappotti impermeabili. Perché? Perché lei che sta lavorando ci sarà un malotempo da paura, Dai, perché non non è ha mai vero. fatto niente. Guarda, Ormai c'è questa cosa, si dice fatti la nomina, come si dice? sto preparando questo battuto di uova, sono 3 uova, a cui vado ad aggiungere una generosa quantità di parmigiano o grana, come voi preferissimo. E lo andiamo a sprettollicchettare in questo modo.
Stai facendo la frittata quindi? Quasi. Andiamo ad aggiungere del sale, così, guarda, e spricchettiamo così. Spricchettiamo in questo modo con un po' di sale e perché no, ci va anche un po' di pepe. Quindi uova, sale, parmigiano e un po' di pepe per il momento. Assolutamente, Ok. così, vedi? Dopodiché, mentre tu continui a farmi questo cerchio rotondo, io faccio un'altra cosa, mi vado a tagliare, a porzionare la mozzarella, guarda. Cioè, che secondo me sto bella. andando benissimo. No, ma veramente. È vero o no? Ancora un poco di più. Lasciateci 3 secondi, consigli per i consigli e siamo da voi. Dai, Consigli per i consigli e siamo da voi. arriviamo subito. Subito. Voi avete visto i nostri consigli per i consigli, noi ci siamo portati avanti perché qui si lavora, guardatela che fatica che sta facendo. Secondo me si metterà in malattia dopo questo Sono coso. stanca, ti giuro. Veramente. E a lei piace molto cucinare, è vero. Dai, secondo me Si fammi vede. prendere la Allora. misura, vediamo com'è. Vediamo? No, è troppo poco. Un altro poco, poi ci vediamo. Allora, cosa facciamo? Desiree, guarda. Andiamo a allora. mettere un poco di questo composto qua, come base, vedi? Ok. Così. Poi andiamo a spelucchiticchittare Ah, ma pazzesca il questa tritato di ricetta. Poi metti il salsiccia. tritato di salsiccia, questo è il tritato di Sì, salsiccia? sì. Lo andiamo a spelucchittare. Diciamo, sono ricette carnascialesche, per cui Belle così, diciamo, sul le leggero, corpose, sul leggero. leggere. E vabbè, ma il carnevale è questo, come infatti c'è il martedì grasso, c'è il giovedì grasso, non è che c'è il giovedì magro. E poi ci sono le Me lo ceneri. tieni un attimo? Io? Tienimelo un attimo. Se mentre cucino c'è tenerlo Un così. attimo, devo fare un colpo attimo. così. Un colpo così deve fare. Va bene, aspetta. È un cerchio un poco... Com'è? Secondo Oh, me va bene. mi devi credere, tu e Giotto eravate tutta una... Dai, prova, secondo me va bene. Lei Com'è? e Giotto veramente ha fatto un cerchio che ci vanno occhi a guardarlo. Vedi che balla questo. Ce lo facciamo entrare, non ti preoccupare. Allora, Andiamo quindi, a impostare ottimo, questa un così. profumo, ragazzi, strepitoso. Abbiamo messo una base tipo una frittata, giusto? Brava, E sopra metti di nuovo. quello che è rimasto. E metti di nuovo, me la dai una Marisa, me la dai una Marisa. Tieni. Me la dai una Marisa, me la dai una Marisa. E ti ho dato la Marisa, guarda. Bene. E questo lo possiamo anche E togliere. questo lo possiamo togliere. Questo ci diamo una riminata. Mi dai il cerchio che hai fatto coperchio. tu? Il commoio. Ecco, un poco sbilenco, ci riusciremo. E chi lo sa. Andiamo a chiudere adesso. Vedi, andiamo E andiamo a chiudere. Andiamo a chiudere, chiudiamo. Prima facciamo questo movimento per accoppiare il sotto e il sopra. Vedi? E poi fai i bordini tipo la scacciata. Esatto, più o meno sì. Ecco, andiamo con la brillantatura. Brillantiamo, certo, dai. perché deve venire bello odorato. Bello brillante. E lo andiamo a porre in E forno. lo andiamo a porre in forno per quanto? Per circa 30 minuti a 180 gradi, forno statico. Ok, per bene. cui stati che ti davanti al Statico, forno, stati perché statico. State lì davanti al ecco forno. qua. E lo andiamo a Allora, 30 infornare. minuti. Poi, Nel frattempo il sugo di maiale nel sta frattempo, cucinando, giusto? vi faccio vedere cosa è successo al sugo di Dai, maiale. fammi vedere, vediamo. Dopo quanto? Dopo quanto? Registro voi una musica tipo Eurovisione, una cosa Trionfale, del genere. trionfale. Dopo un'ora? Mamma mia, che bontà. Senti, vuoi che l'assaggio? No, No. assolutamente no. Vabbè. Qui bolle l'acqua e ci andiamo a mettere giù la pasta. Ragazzi, la ricetta originale della pasta che cinque puttusa, giusto? Bravo, 5 buchi. cinque Tipica per tutti. catanese. Quindi abbiamo Esatto. fatto un ragù di maiale che veramente solo a guardarlo, come si dice, vuole pagato, solo a Sì, guardarlo. vuole picciole, diciamo noi a Bravo, Palermo. esatto. Sull'attarello vuole picciole. Quindi, vabbè, niente, abbiamo Me lo messo prendi sulla un pasta un commercio me lo un prendi? coperchio, sì. Sì, così copriamo la pasta che va in bollitura. E poi
E poi? Quello più grande. Ma E non c'era? È micidiale sta donna. Guarda. Che ne so, dov'è? Dov'è? Non c'è. Ha ragione, non c'è. Non c'è, vedi? Ha ragione, non Mi c'è. E incol- noi mi non- incolpi a me. C'è, trovato. Ecco così. A questo punto, A questo dobbiamo punto andare, che facciamo? dobbiamo fare una marinatura in questo maiale che poi andremo a mettere Come si fa la in marinatura forno. del maiale? Te la faccio vedere. Allora abbiamo messo curcuma, paprika, mettiamo un cucchiaino, me lo dai? Sì. Un cucchiaino di senape così, guarda, messo dentro. Poi daremo le dosi. Vino liquoroso dolce. Vino liquoroso. Dolce. Dolce. Spremiamo. E zest, no. No, qui lo No. spremiamo senza zest. Scusami cara. Il limone addirittura, Il niente. limone. Che ricetta hai questa? Come si chiama? Questo è un po' americano, è un maiale. Sì, l'ha fatto. Vabbè, succede, dai. Assolutamente. E andiamo a mescolare questo composto in this way. Particolare, quindi Vedi? curcuma, paprika, Esatto, curcuma, paprika, senape. liquore dolce e senape. E lo sai che andiamo a fare? Andiamo a marinare Ma tutta senti, lo la devi carne. spennellare, no? Sì, no, va bene anche così. Dai, fammelo fare a me, dai, Vai, dai. vai, fammelo vai, fare a me. vai. Allora, Vai. Anche questa, anche questa? Sì, Anche sì, questa? anche quella, gliela combino io come lei fa con me. che cosa? Però io già ce l'ho pronta perché l'avevo fatta prima, per cui non c'era bisogno che la facevi tu. Va bene, ma questo è per Aspetta, spiegarlo, cara. scusa. Per cui ce l'ho pronta come ti dicevo. Va bene, guarda. ma perché deve marinare? Perché questa Quanto, già quanto deve marinato nel suo marinare? tempo, almeno io una mezza giornata che ho fatto dare di marinatura. Mezza giornata. Sì, se la faccio a pranzo per farla a cena. La marinatura più la fai fare, più meglio assai è, capito? Quindi si lascia così, si Così, mette a nel questo punto frigorifero no, e si poi lascia facciamo così, guarda. marinare. Poi che si Aggiungiamo fa? un poco di olio. Sì. E that's incredible thing. Andiamo a spolverare No, con non del me lo pan dire. grattato, Quindi gliela così. lasci la marinatura Assolutamente. praticamente. Rimane nella ricetta. Rimane proprio nella ricetta così. Prendiamo una teietta. Allora, questa mi sa di una cosa di un gustoso incredibile. Abbiamo detto Sì o dobbiamo no? fare le cose maialifiche. Le cose di carnevale, sì. Le facciamo maialifiche, Siamo tutti scusa. a dieta noi, quindi Una possiamo fare. così e questa così. E la andiamo a Bene. mettere in forno. E vanno in E forno vanno. anche loro e quanto E vanno in cucinano? forno. Quanto cucinano? Ma devi considerare questo un quarto d'ora a forno ventilato abbastanza bello forte, Un perché il quarto maiale d'ora, perché- dentro mi deve rimanere rosa. Rosa. È importante questo, va bene? Adesso dobbiamo preparare i contorni per quelle meravigliose bistecche. Quindi contorno. Contorno praticamente. facciamo. Ok. Facciamo delle patate, guarda, e ti faccio vedere un altro modo. Di solito noi le patate abbiamo lavato bene bene la buccia, Sì. mi segui? Così. E di solito cosa facciamo noi con le patate? Le condiamo col rosmarino, con quello, con quello. E invece queste come le Stavolta fai? no, sai come le facciamo? Come le fai? Semplice, patate e sale. Ah, patate Basta. e sale, semplice semplice. Basta. Il taglio te lo ricordi? Partendo sempre Ah, dal quella a centro tre così. praticamente, sì. E A così, tre. partendo sempre dal centro così e così, partendo da questo lo leviamo che si è ammaccato un pochettino, Sì. una, questo basta due perché quello si era ammaccato, una e due. E abbiamo due. fatto gli spicchi che li andiamo a mettere in questa teglia. Questa di qua, così, dove andremo a condire con dell'olio e sale. Olio e basta. sale, Mi dai basta. l'olio qua. E Voilà. sale qua. Con tutta la buccia, giusto? Tutta la buccia. Ci siamo americanizzati in questo piatto. Bellissimo. Guarda, sale e anche loro in forno, E anche loro in forno. così, Allora, e questo è il contorno per per il la maiale. carne, per il Sì, maiale? per il maiale. E adesso invece dobbiamo fare, siamo in periodo di carnevale, con queste verdure andremo a facciamo? fare dei coriandoli. Ah, dai coriandoli. Per cui, però in questo caso dovete avere pazienza. Pazienza perché? Ah, questi Perché per il quelli che taglio dicevano gli deve ecologisti di non sprecare la carta Sì, che c'è? e di fare i semi degli uccelli, quindi no, vabbè.
No, che cosa dice non lo so, mi coriandoli, confonde. che so, Ah, i cioè, coriandoli vero? per non sprecare la carta e usare che cosa? Che so, vabbè. Ah, c'è qualcuno che dice pure che non bisogna sprecare. Vedete, sto facendo questi coriandoli così, tagliando possibilmente uniformemente. Ok. Cioè, è una brunoise praticamente, però dobbiamo cercare di farla uguale. Per cui vedete, i taglietti devono essere pressoché uguali, così, 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 così. Metteremo anche il verde Della zucchina. però della zucchina, guarda cosa metteremo. Facciamo questo, Ah, metti la buccia. questo e questo. La parte esterna E praticamente. però dobbiamo andare, e mi raccomando, quando modelliamo queste non si buttano, perché ne facciamo un minestrone, ne facciamo mille cose. Va bene, le conserviamo. E le mettiamo qua. Quindi insieme. più o meno quadratini tutti uguali. Devono essere tutti uguali. Vedi, 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 vedi. E un po' di altro bianco me lo sfrutto con questo. Taglio a metà e ho fatto una brunoise che poi per fare questi coriandoli li andremo a bollire. Ah, ottimo. E mi raccomando, una volta che li abbiamo appena sbollentati, perché dobbiamo lasciare la croccantezza, Sì. li mettiamo in una boule con acqua e ghiaccio. Acqua e ghiaccio. E io già li ho preparati. Ottimo. Ma guarda che sono carini. Hai visto? Acqua e ghiaccio quando sono pronti, Certo, giusto? no, certo, sì, sì. Ok, Ma non vabbè. ne sentono freddo, non ti preoccupare. Vabbè, sempre domande fa, domande. Ma che sono? A questo punto, siccome vogliamo il maiale già corposo, le patate, e diamo un condimento semplice. Un poco di olio. E un così. po' di sale. Un po' di olio, sale. Come si dice nel sale? Cubì? E Cubì? Cubì, quanto basta? Mi dai un cucchiaio per favore? Maria te. Santa, ecco qua. E andiamo a Ma condire. vedi com'è il colore, com'è bello acceso? Questo è il ghiaccio, no? Sì, perché fa rimanere, fissa il colore, la clorofilla, la fillacloro e tutte queste cose qua, capito? Bene, va bene. Abbiamo messo solo del sale e dell'olio. A rien va più. Siamo A questo pronti. punto Allora, a questo punto che facciamo? andiamo a vedere la pasta a che punto è. E allora, la pasta allora? è quasi pronta. E la vado a? Scolare. 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 Oppure come si dice? Ah, Quando metti la pasta come si dice? Scalicia pasta. E quando la levi? Scalicia pasta. Cula. No? Scula. Ecco qui. Siamo pronti? Pronti, guarda che arrivo. Ecco qua. Abbiamo fatto questo. Allora, Porzionona di pasta. Questa è. c'è questa meraviglia di sugo di maiale. Ragazzi, carnevale è Che carnevale. cos'è? Mamma mia, è Natale, Carnevale è Carnevale, è Pasqua è Pasqua. Metti anche la salsiccia così intera. Eh sì, Mamma mia. capita, sì, così. Facciamo una cosa. Che Mi fai? dai del parmigiano? Parmigiano? Sì? Sai che ti dico? Ora lo metti? impiattiamo. Impiattiamo glielo che metto. piatto vuoi? Dimmi che piatto vuoi, che te lo prendo. Facciamo il piatto, un piatto rettangolare. Piatto rettangolare, dai. O che dici, il cappello del prete? Il cappello del prete, mi piace. Mi piace il cappello del Sì, la prete. facciamo un po' più elegante, dai. Questo lo possiamo spegnere. E facciamo così, guarda. Mi dai il piatto, A te? Stiamo impiattando in diretta. Che si dovesse dire che qua scherziamo, Mamma mia, eh? pasta ai 5 buchi. Che si dovesse dire che qui scherziamo. Mi dai per favore, per gentilmente, mi Sì. daresti la pinza? Per La favore? pinza, eccola. Guarda che ti faccio, guarda che ti faccio. Questo lo spegniamo. E ti faccio 1, 2, 3, 4 e 5. Mamma mia, Dopodiché da come mi viene. e questo è pronto. E questo lo togliamo e questo lo togliamo. E questo lo togliamo, la pasta Ora? brisée, Andiamo a prendere il maiale. il maiale, In piatto delle maiale. Me lo prendi un piatto, quello a barchetta, per quella favore? barchetta, Sì. certo. E qui c'è il maiale. Guarda che facciamo. Prendiamo la paletta.
Non tocchiamo la teglia se no ci bruciamo. Cioè questa comunque E la sia mettiamo qui, è guarda. semplicissima come ricetta, Sempre, no? solo la marinatura devi stare Sì, attento. sì. A questo punto cosa facciamo? Devi mettere le patate qui, Quelle giusto? patate di cui ti parlavo, guarda come sono diventate. Mi dai la pinzetta? Questa? Anche questa non va Questa? bene, però va bene, dai. Sì, con questa. Vediamo se ce la facciamo. Prendiamo questa, la mettiamo qua. Questa la mettiamo qua. Che devo dire? Questa la mettiamo qua. E questa la mettiamo qua. E gli diamo Finito? quel colore. No, quel metti colore anche di questo. carnevale. Guarda che bello. Come lo chiami questo piatto? Eh? Come lo chiami? Questo è maiale in stile Broadway, che me lo sono inventato in questo momento lo stile, Maiale stile con Broadway patate e e coriandoli di carnevale. di carnevale. Ecco qua. Va bene. Questo è un altro. E adesso non ci resta che prendere la torta sorrentina, La la torta pizza sorrentina sorrentina, di dai. carnevale. Guarda cosa è diventata, Desi. Guarda che Bellissimo. bello. E a questo punto la mettiamo in un A piatto. questo punto la mettiamo in un piatto, Certo, sì. però ce ne occorrono due. Di piatti ce ne occorrono due. Ah, perché la devi E sformare, facciamo giusto? così, di qua, ci aiutiamo con questa, se no ci bruciamo. Una. E due. Togliamo questo. Calda? Tanto No, se ti dai, va brucia. bene. Eccola qua. Allora, dai, assaggiamo, non ci resta Che? che assaggiare. Da dove vuoi Puntata, cominciare? Non lo so, da dove vuoi tu? Cominciamo dalla torta, lo giudichiamo l'antipasto. Va che bene, dici? cominciamo dalla Mi dai torta. un coltello? Questo, va bene? Aspetta che prendo dei piatti, così facciamo una cosa avanti. Ma vedete com'è contenta, basta che deve assaggiare, lei è contenta di scusami, lavorare, non gli dobbiamo tutta parlare. la puntata che aspetto. Come che aspetta? Ah, Assaggiare. scusi se l'ho fatta aspettare. capito. E tagliamo questa torta. Torta sorrentina. Sorrentina. Devo dire, pochi passaggi semplici da realizzare, secondo Assolutamente. me, giusto? No, Oggi tutta a base di carne di maiale. Registro, guarda. Bellissimo. registro, vedi Va che bene. c'è la salsiccia? Hanno visto, ok. Cioè, stiamo facendo spettacolo qua. Che spettacolo. Stiamo cucinando, poi l'importante è capire se le cose sono veramente buone oppure no. No, ragazzi. Cioè, Buono. come l'hai fatta così buona? Eh, Chi te l'ha spiegato a te questa ricetta? Daniela, la nostra autrice, No, Daniela. dai, non è vero. Ti dimmi. giuro, mi ha detto fai la torta sorrentina che Desiree la sa fare. L'hai così si assaggiata a trova Sorrento bene. questa Sì, tu? Sì. E poi sono andato di nuovo e mi hanno detto torna a Sorrento. Basta! È assaggio! Allora, di una Adesso bontà. assaggiamo la pasta. Ma cos'è che è così buono? Il pepato c'era? Sì, Cosa c'era là? sì, anche. Questo è l'assaggio, così un pezzo di carne, anche tu il pezzo di carne ci devi mettere, se no venio. Una e la pasta. Ma Aspetta che- insugala, è brava. Alla salute. No? Proprio il maiale si squaglia in bocca, lo senti? C'è pasta ai 5 buchi e pasta No, ai lei 5 non lo buchi. sente che si squaglia in Questo è bocca. il maiale che si squaglia in bocca. Lo deve risentire. La pasta. Cioè, tutto un insieme di cose. Ah, Va bene, basta! guarda, complimenti, veramente Grazie, buono. basta! E adesso passiamo ad assaggiare il maiale. Quella- Un sapore particolare. Questo me lo dai un altro coltello? Quello è particolare. E questo io ti farei fare l'assaggio al cucchiaio, sai? Fammi fare l'assaggio al cucchiaio. Me lo, me lo dai un cucchiaio? Me lo dai un cucchiaio? Ti faccio fare l'assaggio al cucchiaio. Dici perché al cucchiaio? Ora te lo spiego. Per mettere tutto insieme. Brava. Uno, due. Ti devono sapere i sapori forti americani perché questa è bella forte. Lo dico. Non ti sei sentita esplodere sapori particolarissimi? No, Non si capisce bene. non te l'hai sentito. Arrivederci.
Alla prossima. Quindi questa invece tu, Dai, dove hai questa imparata è questa? Da tua sorella. Dai, dimmi dove, non ho sorelle, lo sai. Io te l'ho spiegata questa a te. È stato in America? A Broadway? Pasta ai 5 buchi. 350 grammi di pasta. Per il sugo, 3 nodi di salsiccia, 500 grammi di spezzatino di maiale, 300 grammi di costine senza osso. Vino rosso per sfumare, cipolla, carote e sedano per il soffritto. 200 g di concentrato di pomodoro. 600 ml d'acqua per il concentrato. A fine cottura sale, pepe e olio quanto basta. Pizza sorrentina, 2 confezioni pasta brisée oppure per la brisée 200 g di farina, 100 g di burro, 50 ml di acqua, 5 g di sale. Per il ripieno 300 g di tritato di maiale o salsiccia, 100 g di provola o primo sale, 2 mozzarelle, 2 uova, olio evo quanto basta, sale e pepe quanto basta. Maiale glassato in stile americano, con patate e coriandoli di verdure. 2 costate di maiale con o senza ossa. Per la marinatura un cucchiaino di paprika, un cucchiaino di zenzero mezzo, cucchiaino di curcuma mezzo limone, 2 cucchiai vino dolce. Per la panatura 2 cucchiai di pangrattato. Per i coriandoli un peperone giallo, uno verde, uno rosso, una zucchina genovese, 2 patate con la buccia, sale e pepe e olio evo quanto basta.